Nessuno è voluto mancare alle NTI. C'erano proprio tutti per l'ultimo saluto a Gaia de Golla, la quindicenne drammaticamente travolta da un masso a Cesana. Chiesa affollata e affollato il sagrato. Tanti, tantissimi giovani e giovanissimi, tantissime lacrime impossibili da trattenere nonostante un clima mite, tanti malori tra chi non ha retto al dolore del ricordo. Tu eri sempre lì, con il tuo sorriso, il tuo modo unico di essere presente, dolce e sincera. Te ne sei andata troppo presto e solo ora ci rendiamo conto di quanto fosse realmente importante per noi. Gaia, sei stata una parte speciale della nostra crescita. Ci manchi tanto, ma rimane per sempre nel nostro cuore. Come una luce, come un ricordo bellissimo, come un'amica che non smetteremo mai di amare. Non sarà sicuramente facile accettare ciò che è successo, ma di lei rimarranno per sempre un ricordo fantastico, tutti i momenti che abbiamo trascorso assieme. Infine, una frase che mi porterò per sempre nel cuore, che ci si diceva ogni giorno, da sempre per sempre, che rappresentava perfettamente la nostra amicizia. Sulla bara 2 peluche, uno dei 2 per ricordare la sua grande passione per i cavalli, perché Gaia amava lo sport e per lei c'erano tutte le compagne della ginnastica artistica. Il Piave, lei è stato fatale, difficile capire, ancora di più accettarlo.